Benvenuti in questa recensione della Old Friuli. Allora, cominciamo subito. Oggi andremo a recensire gli ultimi due episodi della Old Friuli, se non erro il 13 e il 14 o il 12 e il 13, non mi ricordo, comunque o è uno e l'altro. Comunque, cominciamo subito e immediatamente con l'episodio di 2 giorni fa. Innanzitutto, la puntata si apre con il reverendo che come al solito ci dice la sua bellissima frase che ormai veramente io mi sa che ci dovrò fare una versione di un'ora al più presto con pace, bene, fratello. Io lo faccio. Allora, io vi giuro, entro la fine di aprile. Vabbè, scusami, mancano allora. Oggi è il 29. Minchia, domani finisce aprile, domani è il 30. Porca puttana. Vabbè, allora fra oggi e domani uscirà la versione di un'ora del reverendo che dice per un'ora appunto pace e bene, perché ormai è diventata una frase così leggendaria che ormai bisogna per forza farlo. Fra l'altro mi ha fatto ridere anche quando Happy Farming, mentre c'erano le solite macchine, i soliti delinquenti e pirati della strada, gli ha detto ue 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 ue, e dopo ha detto come diceva qualcuno. E questa frase mi ha dato così tanta nostalgia perché mi ha fatto pensare a Pino Esposito e a quell'episodio della All Friuli, anzi Bel Friuli, del maggio 2021, quindi ormai un anno fa. Comunque, Happy Farming poi sente da lontano un urlo che dice delinquente! E a quel punto allora Happy Farming si avvicina, vuole capire chi è. E alla fine scopriamo che che è Fernando, lui si fa chiamare ora Ferdinando, che ha 103 anni suonati, 103 anni, sì, avete capito bene, 103 anni, eh, è ancora qua. Per chi non si ricordasse chi è lui, è appunto quello che beveva insieme a Ernesto, quando, insomma, vi ricordate l'episodio della birra Nitro? Fra l'altro, quell'episodio fu il primo che io ho recensito, quello che era il bel frio di quello, che si può riconoscere come seconda stagione. Questa è la terza, quindi la scorsa stagione, inizio della seconda stagione, quindi un anno fa. Con Ernesto che si beveva la birra con Ludmillo, con Ernesto che dava consigli a Ludmillo. Fernando stava zitto proprio perché era ubriaco perso, ubriaco fracido. E comunque, poi Fernando dice che appunto Ernesto se n'è andato. A quel punto Epifarming si allarma e dice: Come se... No, tranquillo, se n'è andato in Venezuela, sarà sicuramente a puttane e a cocktail venezuelani, come è giusto che sia, fa benissimo perché comunque, se vi ricordate, Ernesto ha detto a Ludmillo: Guarda che bella figa che sta passando. E Ludmillo disse: No, quello è troppo vecchio, è troppo giovane per te. E lui ha detto: No, guarda che posso ancora fare miracoli. E chissà i miracoli che sta facendo in Venezuela quell'uomo là. Beato lui, che ha 150.000 anni e più energico di me. Comunque, allora, cosa dobbiamo dire? In più Fernando, seppure ripulito dai problemi dell'alcol, infatti lo vedevo che era più lucido, no? Perché è sempre mezzo rincoglionito a 103 anni, non è che era pure mezzo sordo, si vedeva. Però insomma, è più, diciamo, riesce a parlare, insomma, a comunicare, a differenza della seconda stagione che era proprio ubriaco fracico. Ehm, E, quindi, insomma, un Fernando che si è lamentato del troppo chiasso, perché sapete i vecchi come sono, e quindi Happy Farming ha rincontrato una vecchia conoscenza. Allora, poi passiamo adesso invece all'episodio che è uscito 18 ore fa, quindi l'ultimo, il più recente. Innanzitutto, Happy Farming ha cominciato l'episodio, non è la prima volta, cagando, cagarella, visto il risotto alle vongole abbastanza letale della signora Concetta. E quindi, insomma, poi dopo Happy Farming si è limonato con Concetta, anzi più che con Concetta con la dentiera di Concetta, hashtag dentiera sexy, roba che si limonano più loro che Sammy Cavaretta ai conti, cioè è incredibile. Che tutti parlano della coppia del momento Sammy Cavaretta ai conti, ma quando mai Happy Farming è
e la signora Concetta con le loro nottate focose, chissà, ehm, poi la signora Concetta con tutte quelle vene varicose che avrà, eh, Happy Farming che... Mm, oh, oh, proprio, mi sentite come sono accalorato, come sono eccitato, mi è venuto già duro, guardate se ci penso. Allora, mi devo un attimo, un pochino, come si dice, contenere. Allora, siamo sempre dei professionisti, non possiamo, giusto? Io sono un professionista, quindi... Allora, già, sì. Comunque, torniamo seri. Innanzitutto, abbiamo avuto anche come si dice, incontro con Seth, che tra l'altro ogni volta che Happy Farming incontra Seth scatta sempre Burn It Down, quindi la team song di Seth Rollins, e non si sa perché, però è proprio un'aura questa, no? Comunque, mi ha fatto morire dalle risate che Seth gli ha detto conosci un certo Cody perché devo regolare dei conti con lui perché mi deve un sacco di soldi. E questo è geniale visto che Seth Rollins effettivamente è in rivalità con Cody Rhodes nella realtà. Cioè, no, a Raw, quindi insomma è geniale questa cosa. Ma poi sarebbe veramente interessante vedere Cody in questa nuova stagione in questa terza stagione della Old Friuli. Sarebbe veramente Old Friuli barra Bel Friuli, perché io lo chiamo in entrambi i modi. Sarebbe veramente interessante vedere Cody Rhodes qua. Comunque, poi, vabbè, insomma, il reverendo con pace e bene, come sempre. In più abbiamo avuto anche un segmento dove Fernando le ha detto disgraziato che è quella roba bianca, droga che a voi giovani piace tanto. Io dico, capisco che ha 103 anni, che è rincoglionito, dico, già è un miracolo che si tiene in piedi a 103 anni, però come cazzo fai a scambiare la calce con la cocaina? Non lo so. Comunque, no, comunque insomma, cosa c'è da dire? Vedremo i prossimi sviluppi per quanto riguarda la All Friuli barra Bel Friuli terza stagione. In più, ed è un po' che non vediamo a Mutombo. Infatti Happy Farming ci ha detto Mutombo per adesso è un po' assente perché oggi ha fatto il permesso di soggiorno, come è giusto che sia, in modo tale che comunque può lavorare serenamente, senza nessun problema e senza alcun cazzo per la testa. E quindi ora aspettiamo il ritorno di Mutombo e auguriamoli anche, no, no, volevo dire complimentiamoci, scusatemi, con Mutombo per aver ottenuto il permesso di soggiorno. Noi ci vediamo a una prossima recensione della All Friuli barra Bel Friuli terza stagione. Alla prossima!